Eccoci qua mister, 2-0 che lascia poco spazio alle recriminazioni. Abbiamo fatto pochino stasera. Ma sicuramente stasera non è stata una serata fortunata per noi in tutti i sensi. Diciamo che i ragazzi non possono improverare nulla, ce l'hanno messa tutta. È chiaro che questi infortuni ci hanno un po' penalizzato, insomma, che ha provato, ma insomma poi non era in grado di giocare. L'infortunio anche di Borassutti è quello che mi preoccupa di più, soprattutto in vista delle prossime gare. La gara secondo me non l'abbiamo fatto neanche male, per poi per la situazione di organico che eravamo, sono voluto inventare ruoli un po' dappertutto per cercare di sopperire un po' a queste mancanze. Non è sicuramente scusate, una bella serata per noi, però io ripeto, l'archivio comunque è come un episodio su cui riflettere e soprattutto dobbiamo riprendere subito, non ci dobbiamo demoralizzare, dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Sì, l'Union Vippo ha meritato, però non è che abbia fatto chissà cosa, ha fatto due azioni da gol e le ha trasformate entrambe, insomma. Noi siamo stati ingenui sul primo gol perché abbiamo lasciato un avversario completamente libero da solo colpire in testa, quello sì. Poi secondo me la partita poteva anche essere recuperabile, è chiaro che con i problemi che abbiamo avuto si è sempre fatta più difficile la situazione. Però ripeto, dobbiamo chiudere un po' le fila, provarci venerdì, riprendere per pensare già un po'. Che la formazione era molto rimaneggiata, abbiamo visto anche poi Vecuri, Jack molto indietro quasi fare in difesa, insomma. Ho dovuto cercare di... Simone è partito anche lui in difesa e insomma quelle due pedine perse molto importanti nel nostro scacchiere ci hanno penalizzato molto. Lei pensa che si possa recuperare sia Brick che Borassutti? Non lo so, adesso vediamo un attimino, non so, non ho idea perché appunto Brick ha provato ma non ce l'ha fatta, adesso vediamo un attimino i prossimi giorni. Allora, per punto di situazione, abbiamo perso, però non cambia niente in classifica, rimaniamo lì, abbiamo 3 punti sempre di vantaggio, però vietato sbagliare da qui in avanti. Dobbiamo, secondo me, stringerci bene fra di noi e cercare di trovare queste ultime energie che servono per fare i punti che ci mancano per salvarci. Ripeto, io e i ragazzi oggi stasera non posso riprogramare nulla perché veramente è stata una serata veramente sfortunata e non è facile giocare quando ci sono episodi del genere, non è sicuramente facile. Bene, ci diamo appuntamento a domenica. Grazie.